ritrovati ad una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura nuovi dettagli sulla morte dei due coniugi uccisi qualche giorno fa a Racalmuto in provincia di Agrigento, che sono stati massacrati con 47 colpi di mannaia. E questo ciò che è emerso dall'autopsia effettuata nella notte sui corpi senza vita di Rosa Sardo di 62 anni e di Giuseppe Sedita di 66. La donna è stata colpita ben 22 volte, mentre all'uomo sono stati inflitti 25 colpi. L'esame autoptico è stato eseguito dal medico legale Cataldo Raffino, nominato dalla procura di Agrigento. I sospetti ricadono sul figlio della coppia, Salvatore Sedita, di 34 anni, che ha confessato ieri il delitto davanti al GIP. Il giovane ha dichiarato di aver colpito per prima la madre. La mannaia era conservata in una borsa frigo in camera da letto. Si è arrestata l'ennesima colata lavica scesa dal cratere di nord-est del vulcano Stromboli. Nei giorni precedenti, infatti, era stato attivo. A comunicare l'arresto e il raffreddamento della colata è stato l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo. La conferma è arrivata grazie alle osservazioni effettuate attraverso le telecamere. L'ampiezza media del tremore vulcanico non mostra variazioni significative. E continua l'operazione alto impatto tra le vie più difficili della città di Palermo, anche nelle zone della Movida, spesso centro di fenomeni di abusivismo. Si è svolto la scorsa notte un servizio interforze che ha avuto come obiettivo il contrasto dell'abusivismo commerciale e della somministrazione regolare di alcolici in piazza Caracciolo, opera di soggetti privi di autorizzazione. Diversi sono stati sequestri di beni e sanzioni per oltre 10.000 euro. E in chiusura lo sport, nelle ultime 5 partite disputate in casa, il Palermo ha raccolto 6 punti, frutto di una vittoria e 3 pareggi. Analizzando la classifica dettagliata della presente stagione, scopriamo che sulle 9 partite finora disputate in casa, i rosanero hanno per 3 volte assaporato il sapore amaro della sconfitta, pareggiando sempre per 3 volte e ancora per 3 volte agguantando i 3 punti. Domani, domenica 18 dicembre, contro il Cagliari, con inizio alle 18:45, gli uomini di Corini tenteranno di ottenere la 4ª vittoria tra le mura di casa. È tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 20. Natale ad Acireale. Dall'8 dicembre all'8 gennaio, nel centro storico, mercatini, circuito dei presepi d'arte, la casa di Babbo Natale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, concerti musicali nelle chiese, laboratori, il trenino turistico natalizio, oltre a tante iniziative di solidarietà. Il 24 dicembre alle ore 20, Uzzukku, tradizionale accensione. L'amministrazione comunale augura buone feste.